Ciao amiche ed amici, ci riprovo. Allora, benvenuti e bentornati sul mio canale. Non so se ci sia qualcuno adesso in ascolto, non vi leggo, non vi vedo, non ho la più pallida idea di come quest'app funzioni, o meglio, so come funziona ma non sta funzionando bene. Che cosa è successo? Stavo provando a fare questa diretta con questo aggeggio nuovo che trovate pure sul mio canale. Ho fatto la recensione e non funziona bene, però l'ho hackerato in qualche modo e quindi sono riuscito a farlo andare sul mio cellulare che non è supportato. Ovviamente, direi giustamente, non funziona come dovrebbe, anche se ho fatto delle prove durante la scorsa settimana. Ovviamente le prove sono andate benissimo, ho fatto delle dirette nascoste con 2 telecamere, fantastico, funzionava tutto a dovere. Ovviamente adesso che devo fare la diretta non funziona niente. In realtà adesso non so neanche se non so, sto trasmettendo, mi fate sapere qualcosa, perché normalmente io a quest'ora avrei visto voi farmi delle domande. Quindi in realtà adesso prendo un altro cellularino qua, il famoso cellulare che ho utilizzato per fare la review, e vediamo se in realtà sto trasmettendo live, perché qui gatta ci cova. Andiamo su YouTube, ma com'è piccolo questo cellulare, guardate, è davvero piccolissimo, è un vecchissimo iPhone. Allora, scusate se sto facendo adesso questa ecco, lo sapevo che ecco qua, ci sono. Grandissimo. Meno male, allora possiamo finalmente partire e fare questa diretta. Mamma mia ragazzi, mamma mia, che ci è voluto. Spero di riuscire ad attaccare anche la seconda telecamera, così viene una roba spaziale. Mi vedete e mi sentite, penso forte e chiaro. Sto giro qua, guardate, c'ho anche sto microfono qui, c'ho il mio mixerino che sta qua, l'avete sentito, questo qua vedete, non so se lo vedete, eccolo qua. E a questo punto direi che merito un applauso. Grazie. Come dire, me le canto e me le sono da solo. Allora, quest'oggi farò un impasto, quello che ormai per me è un classico, un impasto per 5 panetti, e anzi ve lo mostro, è questo qua. Quindi sono 5 panetti da circa 260 grammi, 20 ore di maturazione, farina 770 grammi, userò circa 269 grammi di tipo Manitoba, quindi in questo caso userò, che l'ho trovata, la Caputo rossa. Acqua mezzo chilo, lievito più o meno un 54, forse ne userò un po' di più perché tra prova e controprova è passata un'ora e quindi devo metterci tipo un 5 grammi in più di lievito madre, o 0,05 in più di lievito di birra fresco, quindi sale 25 grammi e olio 7 grammi. Ok, allora qui dovrei avere il lievito madre. Impasterò con l'impastatrice. Un po' di voi mi hanno chiesto dell'impastatrice e quindi diciamo che è da un po' che non lo faccio. Allora, prendo questo, l'adattatore, perché l'impastatrice in pratica ha l'attacco europeo, cioè italiano, anche tedesco, l'ho comprato da Amazon Germania. Nel frattempo c'è una domanda: devi le farine a Dublino, le Tritali? No, le trovo al supermercato, le trovo al Super Value, le trovo al Tesco, dipende dal tipo di farina. Oggi, ecco, volevo fare una roba proprio Italia nel cuore e quindi ho queste 2 qua. Mi dite se vedete dritto o alla rovescia, se vedete specchiato o leggete bene Caputo e 5 stagioni, perché io questo non riesco a capirlo. Dal cellulare sembra, cioè sono al contrario. Allora, faccio un piccolo riassunto per chi mi guarda in inglese, ok?
So hi guys and welcome back to my channel. Sorry for the beginning, I had some issues with my camera and my Roland Go Live Cast because actually my mobile phone is not compatible. I hacked it and now I can use it. So I'm going to make a dough, just 5 pizza balls for tomorrow morning, 19 hours fermentation. And so here we go. This is the recipe. This is 500 grams water, more or less. Ciao Peppe. And then I'm gonna add the sourdough, il lievito madre. Allora, pronti via, visto che vi trovate, bel like, dai raga, io adesso non li vedo perché sta applicazione è diversa e non vedo più i like, però mi fido sulla parola, quindi se non so, più ne siete meglio è, mettete un bel like così io sono contentissimo. Ecco qua, io lo sapevo che arrivava il fotobombing della situazione. Allora, buonasera maestro Marco Iovine, buonasera Peppe, buonasera Simone, Claudio. Allora, sto aggiungendo il lievito madre. Voi non sapete che c'è qui a Dublino, ma in tutta l'Irlanda c'è uno storm, quindi cos'è, un ciclone che sta colpendo tutta l'Irlanda, e credo che Marco Iovine, che si trova dall'altro lato, lo stia sentendo tutto. Raffiche a circa 130 km orari, 130 ragazzi. Ci sono filmati in cui un camion è stato praticamente sbalzato dal vento, una roba pazzesca. E è così, in Irlanda il meteo è un po' pazzerello. Allora poi vi faccio vedere, devo però avvicinarmi con cura al bimbo qui, perché allora adesso lo abbasso, ok, e faccio partire. Allora accendiamo la luce, vedete che figata sto coso, e facciamo partire. Perché sta incominciando a sciogliere il lievito madre. Poi nel frattempo devo pesare la farina. Ecco, lo sapevo, c'è qualcuno che oggi ha deciso di disturbare la diretta. Allora, adesso pesiamo la farina. Eh sì, Marco dice nella zona del Kerry non possiamo uscire di casa, ha perso la canna fumaria del forno. Mi dispiace Marco, mi dispiace di cuore. Perso nel senso che non la trovi proprio più, oppure si è spezzata e la puoi recuperare? Mi dispiace, davvero è una roba terribile. Poi per chi lavora, poi i tetti che si scoperchiano, insomma qua quando vengono ste bufere davvero non ce n'è per nessuno. Allora vi ribadisco che non faccio pubblicità a Caputo, 5 Stelle, non prendo un euro da nessuno, però insomma trovo queste farine e non vedo perché non dovrei farle vedere. Ciao mia figlia, grazie. Oggi ha deciso che vuole disturbarmi in diretta, insomma, speriamo bene ragazzi, speriamo davvero bene. Allora, sto pesando 269 grammi di farina molto forte, tipo Manitoba, come vi dicevo prima. Allora, mostro qui la ricetta nel frattempo, vedete? Quindi 269, che più o meno è il 35% sul totale. Ok. Perfetto. Ok. Poi prendiamo la farina invece, quella meno forte ma sempre forte, che è questa stupenda 5 stagioni.
Speriamo Marco, speriamo, dai. Solidarietà, e speriamo bene che non si sia fatto male nessuno con la canna fumaria. José, hola José, gracias a ti. Saludos alla Spagna. È la prima volta che seguo il tuo metodo doppia cottura da netto. Ti sei un grande, complimenti per tutto. Grazie. Aspetta, questo riesco a dirlo, penso che sia 5. 523. Grazie mille. Vediamo se riesco a scrollare. Ok, allora aggiungo il resto della farina che abbiamo detto deve essere in totale 770. Nel frattempo l'impastatrice continua ad andare. Ragazzi, non mi avete fatto sapere ancora se mi vedete specchiato, vedete le cose dritte o le vedete al contrario. Per favore, così capisco come regolarmi con questa applicazione nuova. Ecco qua, 770 grammi. Leviamo per ora nel frattempo. Avete visto che ho utilizzato il gancio, questo a foglia, in inglese il key beater. Qua, per chi non mi vedesse, sto mescolando, anzi vi faccio vedere così vi rendete conto meglio. Sto usando anche ecco qua, dovreste riuscire a vedere meglio mentre mescolo. Ok, e poi come al solito, per avere un punto di riferimento, ok, dividiamo a metà, così sappiamo qual è la prima metà, cioè le diverse fasi, quindi che dobbiamo aggiungere una prima metà e poi una seconda metà dopo, quando è più compatto. Allora rimetto qui, scusate per la mano. Ok, qui nel frattempo l'impastatrice, lo sapevo che adesso chiaramente adesso essendo tutto collegato con i cavi non ho la libertà che avevo prima. Vedete, dovrebbe essere abbastanza sciolto, non lo è più. Oggi è una diretta da ridere, ok, è sciolto. Allora dai. Allora, quanto lievito, ragazzi, vi rimetto di nuovo il testo così vedete. Nel frattempo ho dimenticato di far partire la mitica musica. Mi fate sapere se la sentite? Dovrebbe essere tipo sottofondo. Ok, allora adesso comincio a mettere. Togliamo il testo. Abbiamo trovato una posizione tale da farvi vedere che cosa combino. Ok, quindi comincio un paio di cucchiaiate e faccio andare poi più velocemente. Non si sente la musica. Ok, vediamo. Sentite adesso per caso? Niente musica adesso? No, niente musica, vabbè. Non tocco nulla perché qua mi crasha tutto. Vi devo capire come far andare la musica. Allora, qui vi faccio una descrizione perché spostare questo è davvero diventato impossibile. Allora, qui si sta sciogliendo la farina e quindi io continuo ad aggiungerla, perché l'obiettivo è quello di ottenere un impasto pastellato, quindi non deve essere duro, non deve essere acquosissimo, deve essere una via di mezzo. Perché
non aggiungi l'acqua nella farina? Perché fai queste cose? Non si fa così, si mette prima la farina, poi si mette l'acqua, anzi nella farina si mette il sale. Ragazzi, ho fatto prove e non cambia assolutamente niente, anzi quando non si ha un'impastatrice tipo professionale come una grilletta e si parte dalla farina, l'impasto rimane grumoso, poi si assorbe, non è un problema, però secondo me non viene uguale, viene peggio, però poi dopo alla fine a conti fatti è molto simile come resa. Ciao Sara, stasera ho fatto l'impasto secondo le tue indicazioni, vediamo domani sera com'è, ma con il forno elettrico che arriva a 2,75, come va fatta la cottura? Sara, devi cercare metodo combo, che è un metodo misto padella e poi forno con il grill per far venire la pizza come in pizzeria, e lo trovi nel mio canale, ci sono almeno 3 video col metodo combo. Per curiosità, hai fatto qualche corso da pizzaiolo? Sì Luigi, sono un pizzaiolo certificato, l'ho fatto qualche anno fa, un corso di 6 mesi al CAPAC a Milano, che è l'alberghiero più famoso ed è davvero una scuola fantastica. Ho fatto questo corso serale, è stato bellissimo, ho preso qualcosa come 10 kg perché chiaramente mangiavamo come dei disperati, che poi assaggia la pizza, ma assaggio la tua, assaggia la mia, e quindi era un continuo assaggiare. Poi non solo pizze, vado a prendere una sedia perché sennò se sto tutto storto è la fine. Oggi la vedo veramente dura questa diretta, ragazzi, la vedo davvero dura. Ok, allora nel frattempo l'impastatrice sta andando, cerco di avvicinarla che poi pesa davvero tantissimo, e vediamo di non far cadere il cellulare come prima, effetto comico. Vedete come deve essere? Vedete? A questo punto qua posso aggiungere il sale, che però dobbiamo pesare. Ok, sei in procinto di fare questo corso, e ragazzi, fatevi corsi, soprattutto se sono corsi che durano un bel po', perché il corso di una settimana non serve a niente. Il corso di una settimana vi dà le basi, ma cose che comunque potete tranquillamente fare vedendo tutorial eccetera eccetera. Allora devo mettere 25 grammi di sale, ok? Allora siamo 12, 22, 23, 24 e 25. Perfetto, prendiamo il sale e lo aggiungiamo così e facciamo andare. Il sale ha questo potere addensante, diciamo, che definiamolo così, quindi rende l'impasto più forte, più ostico, ed è importante. Ok, allora leggiamo un po'. Buonasera Lotus a tutti e a lei signor Gigi. Abbiamoci detto, per quanto tempo dobbiamo impastare con la planetaria? Non più di 20 minuti. Peppe, bella sta la planetaria Gigio, sono davvero contento. Certo non è l'impastatrice quella non è l'impastatrice tipo grilletta, insomma quella professionale per pizza, però con questa ci facciamo per i dolci, alla fine è più versatile. Curiosità, se poi quando ti era costato il corso di pizzaiolo? Non me lo ricordo perché è successo nel 2013 mi pare, però se cerchi sul sito del CAPAC lì trovi informazioni. Io credo forse 1 migliaio di euro più IVA, non era costato nemmeno tanto, considerato comunque le ore di corso e le ore proprio pratiche, e col corso abbiamo fatto anche l'HCCP, quindi abbiamo anche preso la certificazione HCCP. Ok, adesso continuo ad aggiungere della farina, ok,
questo qua, abbiamo un intermezzo, qualcuno che vuole fare l'intermezzo a tutti i mi fa fare questa diretta. Porca miseria ragazzi, è davvero difficile, è davvero difficile. Allora facciamo una cosa, provo ad avvicinare di nuovo l'intastatrice qui, ok? Ciao Algas, ho dovuto fare un hackeraggio potentissimo. Comunque per questo ve lo faccio vedere in un video. E la cosa però che mi ha lasciato di stucco è che le prove che ho fatto nel corso dei giorni precedenti, soprattutto con 2 telecamere, sono andate benissimo, ma davvero bene. Adesso che devo fare la diretta e mi servivano 2 telecamere, chiaramente ogni volta che passavo da una telecamera all'altra mi crashava l'app per qualche motivo e non lo so quale, e comunque niente, quindi adesso sto usando solo una telecamera. Tra altre cose mi è cascato il telefono, il gimbal, un disastro ragazzi, un disastro, e temo che i disastri non siano finiti qui. Ho come l'impressione che le cose, non lo so. Allora aggiungo, nel frattempo vi leggo. According what's the best recipe for pizza dough? Slippery Crossroads. Your name reminds me Better Call Saul. Slippery Jim. What's the best recipe? It depends on where you will be cooking your pizza. So if you will be using the combo technique, so with frying pan and the oven, the stove, basically 76% would be the best recipe ever, because it's fairly hydrated, and so in my opinion it works better. Otherwise you can proceed, you can use lower one, 65%. You can find a recipe on my channel. Ok, questo è il risultato. Sorry guys, English speakers, you probably missed the first 20 minutes, so sorry. I'm gonna show you the recipe, which is this one. Okay, and obviously I'm translating for you. So 5 pizza balls, 260 grams, 20 hours fermentation, 770 grams of flour, and 269 grams of very strong flour, 500 grams water, 0.54 grams of fresh yeast or 50 grams of sourdough starter, 25 grams of salt and 7 grams of oil. I haven't added the oil yet, non ho ancora aggiunto l'olio. Nel frattempo non riesco a scrollare qua, porca miseria, mi piacerebbe, è difficile. Ok, Peppe, a che serve sto Roland? Me lo sto chiedendo anche io. No, serve. In realtà avendo due telecamere sono in grado di fare una diretta con 2 telecamere, oltre che ad aggiungere non so, per esempio, lo sentite questo effetto? Poi c'è questo qua, sentite? Oppure aggiungere per esempio questo, oppure aggiungere questo, forse. Ok, poi vi spiego il motivo di questa fotografia. L'impasto è per domani a pranzo, quindi è meno delle solite 24 ore. Adesso peso qualche cosa, per cui ovviamente verrò linciato. L'olio, oh mio Dio, non mettere l'olio! L'olio non si mette nell'impasto! Sei un assassino della pizza napoletana! Ti odiamo! E tu saresti un pizzaiolo? No, non sono un pizzaiolo, sono un amatore. E tu la chiami pizza questa? Non si mette! Sei un assassino! Assassiniamo l'impasto, dunque. Ecco qua. Mi dispiace impasto, è stato bellissimo.
ma ti devo uccidere. No, scusate, facevo un po' di polemica per quelli che insomma ce l'hanno con me, perché metto l'olio nell'impasto, che non si mette brutti e cattivi. Io ce lo metto perché mi piace come viene. Allora, ok, diciamo che potrei, volendo, mettere questo. Ci siamo, perché vi faccio vedere com'è. Ecco qua. Ok, quindi direi che è arrivata l'ora di... cioè, che lo sapevo io, che era arrivata l'ora invece di... dai, ma è mai possibile? Sto facendo una diretta. Ragazzi, è assurdo, veramente assurdo lavorare in queste condizioni. Io non ci sto. Ecco, allora stacchiamo questo qua, andiamo questo. Non so se riuscite a vedere, mi dispiace non avere la seconda telecamera. Vabbè, farò un po' di test, cercherò di capire perché l'applicazione non funziona bene. Nel frattempo ci sono domande. La restante parte di farina, che farina è? Ok, è una farina forte, è l'equivalente di una Caputo blu, forse leggermente più performante di una Caputo blu, però non da pizzeria, cioè quella professionale. È la Caputo blu che trovate al supermercato, che quella lì è meno forte di quella che utilizzano in pizzeria. La 5 stagioni mi piace tantissimo come resa. Ok, vediamo. Ma lo sento davvero bello idratato questo impasto. Vabbè ragazzi, oggi la diretta si è deciso che deve andare in questo modo. Si è deciso che addirittura arrivano i clown. Vabbè, facciamo così, che ridono tra altre cose. Ok, adesso vi faccio vedere. Ok, allora farina 00, lui usa la Caputo che è forte. Ok, la Caputo, uso la Caputo rossa, che sicuramente è una farina molto forte, cioè non farei mai una pizza 20 ore con la farina con la Caputo, solo Caputo, perché significa in pratica avere mal di stomaco il giorno dopo aver mangiato la pizza. Utilizzo la Caputo solo per far sì che possa reggere meglio le ore di maturazione, che poi alla fine della fiera sono 19 ore. In realtà potevo usare anche soltanto la 5 stagioni. Grazie Peppe per ricordare questa cosa, io non li vedo, quindi è un pochino... Come mai non hai usato il gancio per impastare? Non ho usato il gancio perché, non avendo... Allora ragazzi, 700 grammi di farina e 500 grammi di acqua in realtà è un impasto piccolo per questa impastatrice qua. Se avessi usato direttamente il gancio, come mi piace fare anche, non sarebbe riuscito a raccogliere la farina dal fondo, e quindi di conseguenza capite un po' oggi se riusciamo a fare questa diretta così. Stavo dicendo, quindi di conseguenza avrei avuto difficoltà ad impastare bene. Questo è in realtà il motivo. Quindi farina 0 da Sestante Manitoba, ma in realtà sì, è farina 00. Ciao Menzo. 00, 12 grammi di proteine, quindi per ipotesi dovrebbe essere una farina di media forza. Questo qua invece conoscete bene, 13, però in realtà questa è molto più forte. Peppe, guarda, non me lo dire perché sto davvero diciamo a Napoli intossicato per questa cosa qua. Luca Romanelli, per caso sei un parente di Giorgio Romanelli? Potete darmi un consiglio tecnico? Conosci la Planetaria KitchenAid? Me la consigli? Guarda, la Planetaria KitchenAid è davvero un'ottima planetaria, soltanto che le dimensioni della vasca non sono eccessive, poi dipende da quella che vuoi comprare, però sicuramente è
è ottima, voglio dire. Io ho preso questa perché aveva alcuni accessori che mi interessavano e soprattutto era più grande questa a parità di prezzo. Se avessi avuto più soldi da spendere avrei preso magari la KitchenAid sicuramente. Ecco qua, sei entrata dentro, hai fatto quello che dovevi fare. Porca miseria ragazzi, più crescono, ok, allora metterla dritto qua, anzi vi faccio vedere un po' lo stato delle cose. Ecco qua. Tra altre cose non so nemmeno che cosa. Ecco qua, 65% di batteria, vabbè, posso ancora fare perché in tutto ciò è collegato a sto mixerino e non vedo però, cioè non posso collegarlo in corrente. No, non sono un parente, grazie al consiglio, figurati. Tra Giorgio Lamanelli è un attore, tra altre cose, è un attore pure sul coso lì si salita. Oggi è davvero difficile fare sta diretta ragazzi. No, Giorgio Ramanelli è un attore, ha fatto La Squadra, ma un episodio, poi era nel cast di Scugnizi, lo conosco insomma. Allora, Mario Zurlo, perché dopo aver fatto la pizza con 24 ore di lievitazione messa in forno unicoda la pizza viene gommosa dopo un po' che la mangi? Viene gommosa un po' dopo un po' che la mangi, poi dipende dalla farina che ho utilizzato, dipende da quanto l'hai lavorata, insomma ci sono un po' di variabili. Gommosa, questa cosa mi giunge strana, insomma. Gommosa che cosa intendi? Che fai fatica a strapparla? Fammi sapere. Allora, qui proviamo a toccare, ma chiaramente vi avevo detto che il bello della diretta è che oggi le cose sarebbero andate davvero in maniera strana, no? E in effetti questo impasto è davvero una schifezza. Vabbè, ho cambiato le farine e quindi ovviamente le cose vanno diversamente da come. Vabbè, oggi è andata così. Ho notato che il tuo impasto in questo momento è strano, bravissimo Angelo. È successo qualcosa, guardate, cioè il mio dito dice tutto. Chissà quale delle due farine mi ha fatto lo scherzetto. La vedo proprio male. Vabbè, cerchiamo di recuperarlo, dai, facciamo questo video come recuperare un impasto che sembra davvero una schifezza. Eppure è freddo. Vediamo di controllare la temperatura, anche perché fa decisamente freddo. Ragazzi, sono 20 gradi, cioè proviamo a vedere che cosa succede. La parità va bene. Ciao Andrea, com'è andata la pizza? Deve ancora incordare, ma sinceramente la vedo un po' strana questo impasto, lo vedo troppo idratato. Comunque mo faccio andare un po', magari faccio riposare e poi riprendo. Strano, un po' di farina in più. È contro la mia religione mettere più farina. Una delle cose che dico non lo fate, voglio cercare di recuperarlo senza aggiungere più farina, per non abbassare l'idratazione. Ok, non so se fare un impasto 48 ore, non ho incorporato l'acqua, è strano. Vediamo ragazzi, vediamo. Allora, un po', è proprio porca miseria. Vabbè, proviamo. L'impasto peggiore dell'universo, guardate. Sì, qualcuno mi sta suggerendo che l'impasto sta davvero facendo
Le bizze, sì, è vero, l'impasto sto facendo le bizze. Ragazzi, avete domande? Ok? Quando la mangi si sente un po' elastica, non è croccante. Ciao Davide, ciao Davide. E questa è interessante come cosa. Aspettate che mi sciacquo le mani. Ehi! Ecco qua. È successo domenica scorsa usando la redazione 70%. Rimane una differenza, non ho fatto le video, l'ho passata prima in padella e non si sono cotte bene sotto. Ok. Forse l'hai fatta fare poco nella padella. Allora va, facciamo questa cosa per la quale mi sento già in colpa. Vediamo se è necessario aggiungere farina. Sì, la vedo veramente, guardate, sembra un impasto, no, non va bene, è successo qualcosa, sembra davvero un impasto, che ne so, 80% di idratazione, però che si è scaldato, cioè, mai successa una roba così. E vabbè, ragazzi, è il bello della diretta. Allora, vediamo un po'. Facciamo un po' a mano qua. No, proprio terribile. Chissà quale delle due farine che ho deciso di utilizzare mi ha tradito. Non ha incordato per niente e sento proprio l'acqua nell'impasto. Sento proprio l'acqua. E vabbè, dai ragazzi, ci vogliamo perdere d'animo? Perché dobbiamo perderci d'animo? Guarda, qua già c'è grossa crisi con l'impasto, c'è grosso problema. Vabbè, che dobbiamo fare ragazzi? Mettiamo così e proviamo a vedere che cosa riusciamo a fare. Padella usata l'ho messa direttamente in forno sulla pietra, però sotto quando la metti direttamente sulla pietra è normale che la pietra non scalda in maniera eccessiva, anzi ci vuole tanto tempo per scaldare la pietra e quindi di conseguenza questo non la fa cuocere bene, è normale, insomma, fa parte della, cioè se decidi di cuocerla sulla pietra questo succede. Guardate che obbrobrio st'impasto, e lo so che a questo punto ho come la sensazione che questo video non vi piacerà, però se mi volete supportare mettetemi un bel like o dislike se non vi sta piacendo, come penso che sia, quindi mettetemi un bel dislike. Questo disastro totale, guardate che si sente, cioè è inutile che parli a bassa voce, di le cose che devi dire, dai, dille tu, forza. E ciao, mi stai parlando a bassa voce che non sento niente e poi quando dico parla non parli. Mamma mia ragazzi, che disastro questo impasto, che disastro. Vabbè, video perché ci sono video. Allora, lo recuperiamo, ve lo prometto, lo recuperiamo. Forse la Caputo anche a me non ha assorbito bene. Sì, secondo me la Caputo, ragazzi, proprio la parte, quel 30% di Caputo che mi ha tradito. Secondo te c'è un periodo migliore per acquistare un fornetto per la pizza? Pensavo al P134. Vabbè, se sei iscritto al forum ecco qua, non so se vedete, perfetto, la confraternita della pizza, lì ci sono sempre delle offerte e quindi magari ti iscrivi lì
e puoi usufruire di quelle che sono le offerte fatte in esclusiva per coloro che sono sul forum. Mamma mia ragazzi, mai, ci sembra un impasto. Vabbè, basta chiacchiere, o meglio basta lamentarsi, e proviamo a invece incorporare questo po' di farina che ho messo poco. Idratazione si sta parlando, ragazzi, sto parlando soltanto di un 65%, ma è successo qualcosa per cui non sembra 80%. Tra 20 minuti ho il Napoli su Sport 1 Irlanda. 20 minuti c'è il Napoli, è vero ragazzi, quindi mi devo sbrigare. Like già l'hai messo, bravissimo. Ok, ma allora ragazzi mi devo sbrigare a sistemare questo perché c'è il Napoli che poi non la vedo nemmeno. Aspetta, hai detto che sta su Sport 1 in Irlanda. Forse riesco a vederlo pure io allora. Ragazzi, è pazzesco. È disturbatrice? Ecco, vediamo. Purtroppo ho fatto qualche cosa che dico sempre di non fare, vedete? Infatti fate quello che dico io, ma non fate come fate io, come faccio io. Ora l'italiano ormai è diventato un optional. Ha caputo, mi ha tradito. Peppe. Ok, forse va meglio l'impasto, non lo so ragazzi, sinceramente non mi fido. Guardate qua, passo la mano e si spacca così. Signor Caputo, che farina sta qua in Irlanda, signor Caputo? Hai capito Caputo? Ecco, ha capito Caputo. Ragazzi, mamma mia, che cosa è successo qua? Che cosa è successo? Che poi a volte io faccio anche degli impasti che non impasto, ma vengono molto meglio di questo qui. Questo qua sapete dove lo devo lasciare? No, dentro alla planetaria. Devo far crescere nella planetaria, come levitare nella planetaria, a vedere quello che succede. Domande. Ma non lo so ragazzi, non lo so. Cioè sotto le dita non lo sento come al solito, non lo sento come al solito. Quindi c'è una spettatrice che guarda. Allora, forza, ti interrogo. Che cosa? Che cos'è una farina forte? Vediamo. Una farina forte è... Non lo sai? Ho dimenticata. È una farina debole? Una che serve più cottura. Una farina debole serve più cottura. Perché è più debole. È più debole, ok. Ma può anche essere tutto sommato come risposta. Altre domande, facciamo altre domande. Più facili, ok. Mi spieghi come si stende una pizza? Ok, la pizza si stende così, piega così, piega così. Stende, cioè prima di condirla. Ok, così, devi fare così, al centro, poi lo fai tutto intorno, però non lo fai per tutta la pizza perché ci deve essere un altro po' di spazio per il cornicione. Allora fai così, fai così, così, sì. fai così, ecco qua. Ok, ragazzi, sembra la risposta giusta. Questo sembra quasi recuperato. Altre domande, aspettiamo se c'è qualcuno ha delle domande per noi però. Allora, grazie a Applicato Metodo Combo in casa, ascolta me, Polselli, vedrai che differenza. Peppe Roxy ad averlo una Polselli qua in Irlanda. Fallo riposare e poi lo passi una mano e gli dai un po' di pieghe, funziona bene, sì. Sì, no, infatti adesso faccio riposare, però guardate qua, terribile. No, a parte il fatto che è appiccicoso, ma questo non è un problema. Guarda, adesso mi pulisco le mani con la farina, non è un problema. Ok, domande. Okay. Tu puoi fare domande. Io a te devo fare delle domande. Ok. Come funziona il metodo combo? Ok, il metodo combo funziona. Per le persone che non hanno il forno a legna, tipo noi ne abbiamo tantissimi. Allora, devi mettere una padella sul fornello, metti la pizza
lo condisci lì dentro, poi lo metti nel forno normale e poi esce la pizza. Ma il forno normale devi fare qualcosa di speciale nel forno normale? Devi accenderlo. Esatto, risposta giustissima, mi sembra giusta. Ok ragazzi, la risposta era giusta, era accendere il forno, perché in un forno freddo la pizza non può cuocere, mi sembra giusto. Allora vediamo un po' di qualcuno ha fatto le domande? Qualcuno sta facendo, dicono che sei simpatica. Allora, Peppa alla fine ha optato per un'unicoda, una farina senza glutine, è verissimo, cioè, non garantisco nulla ragazzi, non garantisco nulla. Allora, qualcos'altro per me? No, mi pulisco le mani. Secondo me ragazzi dopo faccio un altro impasto, ma con una farina debole viene pure meglio secondo me. Sono davvero scioccato. Allora, vedete questa fotografia? Ok? Questa fotografia è riferita dai, concentriamoci sulla fotografia. È riferita a due pizze, ovviamente sono due focacce diciamo, e le ho cotte entrambe con il forno ardore. Adesso vi pongo una domanda: quali delle due che vedete in fotografia è quella che ha avuto una maturazione, anzi non vi parlo di maturazione, facciamo così, quale delle due è stata fatta con una farina debole da supermercato, tipo 10 grammi di proteine? Adesso rispondete per cortesia scrivendo la vostra risposta nella chat. Altre domande per me. Facciamo altre domande. Allora ragazzi, qual è voi le domande? Anche gli altri lo so fare. Addirittura qua siamo arrivati che la diretta è la mia. La diretta è la mia. Anche mia. Anche tua. Le domande a lei. No, allora, qual è quella a sinistra e quella debole? Mi dice SM. Allora sì, per questo alla fine anche mi sono rotto e ho optato per il coda. Il supporto è pessimo. Quella a sinistra. Ok, rispondete ancora. No, sinistra, ok. Già vi dico che quella a sinistra ha avuto 15 ore di maturazione e quella a destra ha avuto invece 24 ore di maturazione. Quindi sto facendo questi esperimenti con farine deboli per riuscire a utilizzare farine deboli per maturazioni più lunghe. A sinistra dello schermo. Vabbè dai, insomma, il segreto di Pulcinella avete indovinato. Quella a sinistra è questo impasto che ho fatto con una farina debole da supermercato, quindi quella che trovate ovunque, è fatta maturare così e vi assicuro che nella stesura non si è rotta. Quando ho fatto i panetti sinceramente erano un po' strani, insomma erano tipo questo impasto, e ho detto questa si strapperà sicuramente. Invece poi quando poi l'ho cotta, l'ho stesa, insomma è andata benissimo, e soprattutto poi quelli sono i risultati che sono di tutto rispetto secondo me, considerato il tipo di farina a disposizione. Ok, allora stavo leggendo. Che devi leggere? Collegati su YouTube e vedi lì, scusami. E scrivo tante parole che non sento. Esatto, bravissima. Allora ragazzi, alcuni di voi non sanno che sono su Telegram, mi trovate come Gigio Pizza, oppure scrivete su Chrome, su Safari. Che cosa vuoi dire? Cosa dire su Facebook, come ti trovano? Sì, adesso finisco di dire che, ragazzi, questa diretta è davvero difficile. Mi trovate quindi su Telegram come Gigio Pizza, oppure scrivete su Safari, su Chrome, scrivete t.me/Gigio Pizza. Mi trovate su Instagram come una cosa, one job. Io ho detto su Facebook. Ok, su Instagram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasti in fuga. perfetto. Allora
Ma tu adesso ci può essere la possibilità che le video aggrediscono? Sì, ci sta la possibilità, Angelo, è per questo che stavo cercando di capire come. E questo secondo me si può ottenere non impastando tantissimo, cioè bisogna impastare in modo grezzo e questo in effetti aiuta molto. Farina debole, una maturazione ci può... sacchi da 25, tal caso come te ne accorgi? Aspettate, mi sono perso. Angelo De Bartolo, è una domanda che hai fatto a me, e soprattutto che cosa? Scusa, mi sono perso perché con questa stupenda app non posso neanche tornare indietro. Ok, vediamo un po', sto scoprendo questo, vediamo un po'. Eccola qua, un pochino meglio, dai, un pochino meglio, però ti sentono, c'è un microfono lì che è fantastico, direzionale, ti sentono qualunque cosa tu dica, ok? Stenderò. Ragazzi, forse è recuperato, forse, vediamo. Fino a quando lo vedo domani non ci credo. Poi domani se si rompe, come ci divertiamo, Alice? Allora proviamo un po'. Vediamo un po'. Hai delle domande adesso che ti sei? No, sono molto concentrato adesso sull'impasto. Alice, domanda secca, il Napoli che fa? Vince o perde? Vince, grazie, mi hai dato molta fiducia. Ok, dai ragazzi, ho aggiunto giusto una spolverata di farina. Scusatemi se l'ho fatto, non avrei dovuto farlo, ma non avrei voluto allungare questa diretta oltre. Ok. Però questo non faccio i panetti, perché secondo me è la fine. Comunque quando lo chiudo, comunque ci sono queste venature qua che non mi dicono niente di buono. No, non mi dicono niente di buono. Sei qua, ciao. No, guarda, non ti avevo visto. Guarda, sono circa 52 minuti che non ti avevo visto. Ciao. Certo, davvero. Ok. Perché questa diretta è durata tipo... Sì. Allora, sì, a te. Come ti accorgi che le video aggrediscono la maglia glutinica ormai troppo tardi? Purtroppo, dalla mia esperienza, te ne accorgi quando stendi, insomma, quando è già troppo tardi. Però, comunque, nella stesura puoi fare attenzione, nel senso che puoi stendere direttamente sulla pala, se usi una pala, oppure stendi piano piano, come devi avere la stessa accortenza che hai con gli impasti molto idratati. Comunque buona pizza a tutti, il canale Premier Sport 1 Irlanda, grazie al gas. Gigio, io ho fatto le pizze con la Caputo sia rossa che blu, le ho trovate a sacchi da 5 kg ciascuno, meno di 5 kg a sacco, se trovassi modo le avrei spedire, di 5. Grazie Andrea, ma guarda, cerco di capire come fare, perché in realtà esiste un distributore qui, perché comunque quelli nei sacchi da 25 kg sono diverse, non c'è nulla da fare. Mi dispiace perché avevo usato con tanto entusiasmo queste due farine, la 5 stagioni non mi ha dato mai problemi, e la Caputo mescolata con la Odlums pure non mi ha dato mai problemi, però mettendole tutte e due insieme è successo qualche cosa. Ma è successo già quando in realtà avevo... Che qua è finita, ragazzi, cioè ormai proprio i famosi coppetielli dietro. Dai, fammi finire questa diretta. Ritorna come i film dell'orrore. Già si vedeva sta cosa quando stavo impastando, si vedeva che aveva quella consistenza strana, mi sembrava davvero pieno d'acqua. Ma buona pizza a tutti anche da parte mia. Claudio Carraro, ciao Gigi, buonasera a te, tutti buona pizza a tutti, grazie a tutti. Sì, ciao ragazzi che state andando via. Fra poco inizia il Napoli qua, sì. Sì, dietro di me, sì, guarda, sento il fiato sul collo. Qua la sto facendo riposare, vediamo un po'.
Allora fai una cosa, mi prenderesti il contenitore nel quale poter far lievitare la pizza? Esatto, se la ride, diretta proprio da buttare, questa se la ride, quello di sotto per cortesia, quello piccolo. Allora un po'... tutti ti salutano, ecco qua, un guaio, se è successo un guaio. No, non è successo niente. Ah, non è successo niente. Me la metti lì sopra per cortesia, poi quando è dopo lo prendiamo e mettiamo i panetti dentro. Have you tried a no need method and asked this before? Yes, Garth. And this is what I was talking about before, especially if you have weak flours. Come on. That would be the bear. I use this method every time I make bread, because I make bread every week, and this is, to me, it's the best way for making it. Because then when the dough is ready, you can fold it, 4 hours before cooking. Ciao Tiziana, ecco perché non mi è venuta bene, perché sei arrivata adesso. Se fossi arrivata prima mi avresti portato fortuna. Non so che cosa è successo all'impasto, Tiziana, ma si è rovinato. Sorry my English speaking friends, unfortunately the dough is not great today. I don't know what happened. I suppose something happened with these two flours, which are different from the usual ones I use, and I don't know. Non sono io, ok. È un'orangia parlante che c'è. Vediamo un po'. Let's see. The stuff is delightful. I don't like it. Non mi piace, ragazzi, non mi piace proprio. Sinceramente mi aspettavo di meglio. I was expecting a better dough. I don't know what happened. By the way, non so cosa sia successo, ragazzi. È molto idratato nonostante sia 65%. It looks very hydrated even though it's only 65%. Perché non parli? Perché sto impastando e quando impasto sono molto concentrato. Ok. Uso un Casillo 340, Casillo è buono. Per un 48 ore, sì. No, aspetta, voglio far vedere l'impasto come. Guardate, è proprio marshmallow. Marshmallow è sotto, è proprio. Cos'è? Cervello marshmallow. Beh, in effetti. Perché ci sono tutti quei pasticcini. In effetti assomiglia a un cervello marshmallow. Ok. Forse una domanda per te. Una domanda per te. No, per te. Qual è il segreto per il pomodoro? Si deve dire. Se il microfono è acceso, ti sto facendo una domanda a te. Ok. Allora. Qual è il segreto per il pomodoro? Prima dico come si fa, allora. Ok. Noi usiamo i pomodori nelle lattine. Ti ricordi di che parte d'Italia, da quale parte d'Italia provengono? Te lo ricordi? Italia. Vengono dall'Italia, giusto, ti ricordi nello specifico? Che viene dall'italiA. Dall'Italia, Ma sì, allora, visto si mettono dentro e usiamo il pastatino per fare così e poi si tritano e diventano salsa. Tritano, come tritano? Il passino si usa. Sì, il passino. Il passino, se triti, che succede? Diventano strisce. Diventano strisce. Strisce. No, si fa il passato di pomodoro. Passato di pomodoro, giusto. Allora, poi si mette il sale, olio. No, non si mette. Mette dopo l'olio, si mette sulla pizza. Io ho visto che le persone lo fanno.
Hai visto? Infatti sbagliano, non va messo nel pomodoro. Ok, si mette il basilico. Basilico, qua volendo si può mettere, dai. Di solito? Si mette. E poi basta, poi per ora va bene allora, così. Il segreto è il basilico. E basilico, sì, anche un po' di sale, insomma, e il passato. Devo rispondere però. Ok, Garth, I must ask, what is your oven of choice? For sure, I'd say Ardore. Ardore, yeah, Ardore is the best one. It's expensive now, it's 900 euro, but I think it works better than the Rockbox because of its size and because the flame is on the side, on the left side, instead of the back. Yes, different. It's like the Unicoda. So for this reason, Unicoda and Rockbox can potentially burn pizzas. Let's keep it serious. That's it. Grazie Marben. Simone Brunori, usa farina scoppettuolo, e se la riuscissi a trovare in Irlanda sarebbe fantastico, la scoppettuolo. Puoi anche impastare, non lo so, vuoi non lo so, fare un colpo di tosse sull'impasto? No, siamo bene così. Voglio fare una domanda. Vuoi fare una domanda? Tu a me? No. Alle persone lì? Sì. E fai la domanda, forza, fai la domanda. Qual è la vostra pizza preferita? Ok, allora mia figlia vi chiede qual è la vostra pizza preferita. My daughter is asking what is your favorite pizza? And please can you answer? Per favore potete rispondere, perché altrimenti qua non ne usciamo vivi, ve lo dico, potrebbe diventare. La mia è margherita. Meno preferita? La meno preferita, no, non me la devi suggerire. No, sto dicendo la mia. La meno preferita, non ho meno preferite, forse la Bismarck. La Bismarck è una pizza con l'uovo. Però devo fare mi fai una domanda. Ok, qual è la tua pizza preferita? Te l'ho detto Margherita. Margherita, la tua pizza meno preferita? Te l'ho che ti ho detto ananas e prosciutto. No, è così buona. Ananas e prosciutto. No? No. E allora? Ok, qua nessuno ci risponde perché in effetti il Napoli ha iniziato a giocare, quindi secondo me ci sarà. Ha iniziato a giocare il Napoli? Probabilmente ci sono due persone che ormai ce lo sono dicete? Anche andate. Ce lo? Ce lo dicete se. Ce lo dicete? Ce lo dite? Ce lo dite? Dita. Ridi pure, ciao. Questa diretta l'abbiamo praticamente buttata. L'abbiamo buttata. Abbiamo perso tutti. Sì, occhio al cavoli. L'abbiamo proprio buttata così via. E dicetecelo. Ditelo. Oh, scusate, mi sono sbagliato pure io. Allora dai ragazzi, facciamo l'ultima piega qua. Prima di chiudere questa diretta. Sì, però mi devo vedere che io dopo quando la chiudiamo. Quando chiudiamo la diretta? No, prima di chiuderla. Prima di chiuderla, ok. No, ragazzi, va meglio, ma anche no. Insomma, non mi piace. Probabilmente rifarò questo impasto perché. Poi devo fare un'altra domanda. Devi fare un'altra domanda. Allora. Ma ormai lì non c'è più nessuno, ci hanno abbandonato tutti. Beh. Questo video sarà ancora su YouTube, no? Questo video sarà ancora su YouTube, sì, allora. Beh, c'hai ragione, quindi dici tu, qualcuno sì. potrà rispondere alle domande dopo. Ok, fai le tue domande. Allora, questa domanda è: avete mai provato le sue ricette a casa? Le sue ricette di chi? Delle tue. Delle tue? Di? Gigio, ok, puoi dire il mio nome, non succede niente. E in inglese? Ok, anche chiederglielo. Chiedelo in inglese, ok. Have you ever tried Gigi's recipes at home? Ok, quindi questa è la domanda del giorno. Tan tan tan. E dovete rispondere in un commento. Dovete rispondere in un commento. Giusto? Sì. E beh, dillo pure tu in inglese, devono rispondere in un commento. Mi fa parlare in inglese, che lo sai che sono davvero una schiatta. You have to answer in the comments. Ok. Yes or no. Ok. Yes or no. Ma scusa, stai chiedendo qual è la pizza preferita? No. Ah no, le ricette, scusa. Le ricette. Disastro oggi. Disastro totale. Bravissimo. Sai che non so se sentono in realtà l'audio. Ok, allora questa è fatta. Non mi piace minimamente. È bello.
No, io vedo, vedi. Oh, vedo anch'io il vedi? cervello più Vedi, marshmallow. vedete qua come è venuto. Brava, assistente, vai. Non lo so. Quanto? 19 gradi addirittura proprio. Vabbè, è andata così. Adesso la mettiamo a fare la nanna e domani vedremo se mangeremo pizza o mangeremo sfilaccetti di pizza. No. Va bene? Secondo me sì. Vabbè, allora. Voglio salutare anch'io. Vuole salutare anche lei. Vabbè, la facciamo così, dai. Ok. Quindi salutiamo? Sì. È stato un piacere, meno piacevole questo impasto che è venuto davvero male. Vabbè, ragazzi. Però così. dovete lo stesso mettere un like, perché c'ero io nel video. Sì, Dovete iscrivervi al canale, seguire Chi? Zicchio Ok. su Telegram, Facebook, Instagram e basta. Ecco, non di persona, non mi seguite di persona che potrei impressionarmi, esatto. Vabbè ragazzi e ragazze, grazie a tutti, grazie per averci fatto compagnia, fatto questa diretta terribile. No, lascia stare, guarda, nascondiamo gli altarini in famiglia, copri questa cosa che prenderà più dislike che like, non esiste. È solo una coccinella. È solo una coccinella. Va bene, è stato davvero un piacere ragazzi farci compagnia questo pomeriggio, questa serata, e niente, ciao. Questa ora. Ciao. E alla prossima. Adesso per cliccare su quel tastino con l'antennina che sta lì sul mixer per finire questa diretta. C'è quel tastino lì, lo vedi? No, il tastino lì sul mixer. Il tastino, c'è questa antenna, guarda, questa qua. Vai. Ciao.